Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Siamo di nuovo insieme anche questa settimana con la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Campionato di Serie D fermo, ritorneranno in campo domenica prossima, riflettori puntati nella puntata odierna sui due gironi del campionato di eccellenza, ma parleremo anche di promozione perché ospiti in questa puntata il direttore generale del Real Aci, parliamo di Enzo Adornetto. Ciao Enzo, ben trovato. Grazie. E poi abbiamo anche un bomber di eccellenza, nel senso che quest'anno sta veramente dimostrando grandi doti di qualità e quantità, perché gol in questa stagione sono stati fin qui tantissimi. Parliamo di Giacomo Fisichella, bomber importante di una realtà come quella di Riposto, l'RSC Riposto. Sto avendo la fortuna di segnare. Beh, ti aiuta anche alla squadra. Tantissimo, 90%. È vero, è vero. Allora, facciamo un passo indietro prima di parlare del campionato di Serie D. Enzo Adornetto, diciamolo pure, lo scontro con il Belpasso domenica è stato uno scontro importante. Avete portato via un pareggio da un campo difficile come quello di Belpasso. Ma diciamo, il campionato è tosto. Abbiamo anche squadre dietro di una certa importanza, come potrebbe essere sia il Nicosia che l'Ace Sant'Antonio, ma non di meno anche la Russo Calcio e il Belpasso che abbiamo incontrato domenica e che mi ha impressionato, un'ottima squadra, tutta squadra di categoria. E noi diciamo un punto lì è stato un ottimo punto e rimaniamo sempre a 4 punti dalla seconda, che è Nicosia d'Ace Sant'Antonio. A questo punto forse gli scontri diretti possono determinare la classifica finale? Sì, ancora noi abbiamo una partita che giocheremo fra 3-4 settimane contro di loro, con la Russo Calcio. Riposto. Però magari, come scherzosamente facciamo a volte anche fuori dal calcio, speriamo di arrivare già che abbiamo, non dico festeggiato, ma abbiamo un buon margine di... La domanda che però ti voglio fare è che vorremmo un po' tutti capire quale potrebbe essere la prossima stagione del Real Aci, perché sappiamo benissimo che 2 anni fa il campionato di promozione il Real Aci lo ha vinto, poi c'è stato un blackout, il presidente ha lasciato, adesso è ritornato riportando la squadra insomma in alto in classifica, con la prospettiva anche appunto di andare in eccellenza. Sì. Noi ce lo auguriamo, il presidente fa grossi sacrifici, immagino, grossissimi, perché non sto qui a spiegare un po' tutto cosa c'è dietro prima di una partita la domenica, dove gli allenamenti li facciamo fuori dal nostro campo, dove le gare le svolgiamo in casa ma fuori giocando a Raganna. Beh, il presidente ce l'ha l'idea di portare avanti il Real Aci, è normale che dobbiamo trovare anche una situazione per far rimanere questa squadra cui tanti tifosi, perché sappiamo che dopo la Cireale la gente segue e ci siete voi. Segue il Real Aci, ma lo segue perché da una vita certo, che è una seconda squadra, ha fatto sempre dei campionati ottimi. Però c'è il problema intanto del campo, perché voi vi allenate praticamente ad Aci Castello, sì, giocate a Ragalda, non avete un'identità. Abbiamo giocato con la Russo Calcio anche a Biancavilla, confermo. in una serata ma di disastrosa, freddo, forse è stata l'unica serata che c'è stato freddo, e abbiamo giocato a Biancavilla. Quindi sicuramente vi manca una struttura vostra stabile. Sì, ma sicuramente avremo la possibilità anche del mio presidente di poter parlare con l'amministrazione, che è molto, diciamo, ci è vicina. Capisco le situazioni di una città come Acireale, che le strutture in questo momento... Io non capisco poi una cosa in modo particolare, può darsi che tu mi possa dare una risposta. Cioè Acireale dispone dello stadio comunale, il classico storico campo comunale. Perché non si adegua quel campo intanto dal punto di vista del terreno, facendo un bel sintetico, o addirittura poi soprattutto sistemando le tribune? Mi è capitato di vedere qualche settimana fa un incontro di promozione, è scandaloso. È scandaloso lo spazio dedicato alle tribune e in condizioni igieniche è tutta la struttura. Allora, ma quella è una struttura che giustamente l'amministrazione dovrà trovare un ulteriore spazio per creare un altro campo, perché ci sono vari motivi. Primo, perché l'amministrazione giustamente andare a investire una certa cifra in quel campo forse
viene più facile farne Farne un altro. uno nuovo. E poi ci sono tante situazioni, andare a sistemare quel campo non è solamente le tribune, là si deve andare a sistemare l'entrata particolare con antipanico, Sì, è vero, la discese, struttura è vecchia. La e struttura è poi vecchia. c'è anche un discorso che trovandosi al centro e facendo le Problemi di dovute sicurezza. scongiure, andiamo in eccellenza, andiamo a trovare delle squadre che magari Hanno un seguito. ce li faranno, queste gare saranno tutte a porte chiuse eventualmente. Certo. Potremmo chiedere con l'accordo dell'amministrazione ma sarà difficile, Utilizzare il tupparello. usufruire solamente per le gare il tupparello, ma lì diventa poi un po', perché giustamente la società della Ciriale sta facendo grossi sacrifici, Immagino. sta spendendo dei soldi dietro l'amministrazione che gli sta vicino, perché l'amministrazione sta molto vicino a queste problematiche. Però un campo solo è impossibile. È poco. Questo problema se lo pone anche un po' l'RSC di Posto, perché voi giocate in una struttura anche questa molto decadente, anche in prospettiva eccellenza. Sì, sì, vero. Purtroppo abbiamo questo campo con questa terra. 2024 è inaccettabile. Inaccettabile, è vero. È vero. Anche come sabato abbiamo giocato lì a Gaggi, un campo davvero scandaloso. Purtroppo in promozione spesso e volentieri si vedono queste strutture. Voglio parlare della vostra stagione. È stata una stagione un po' particolare perché avete iniziato diciamo l'anno pensando di essere una delle squadre favorite. Lo siete ancora. Poi c'è stato un momento di appannamento, è andato via Di Maria. Che cosa è successo? Come mai questo cambio? A cosa è dovuto? Allora si sa che in queste categorie a pagare è sempre il mister, anche se colpe non ne ha. Perché in campo andiamo noi, tutti e 22 atleti. Siamo partiti forti, poi abbiamo avuto un calo fisico e ci sta, poi non ci siamo più recuperati e adesso stiamo cercando un po' di risalire da questo periodo nero. È da amare la partita di Coppa contro il Vittoria, però forse probabilmente a quel punto credo che in società abbiano deciso di puntare poi direttamente tutto sul campionato. Sì, certo, c'è solo quella strada dei playoff, fino alla fine del campionato daremo il tutto per onorare la maglia. C'è ancora tempo però, sì, certo, per fare anche dei punti importanti. Insomma, è un campionato, quello di promozione, soprattutto del Girone C, molto interessante quest'anno, perché abbiamo giustamente detto dell'RSC di Posto, abbiamo detto del Real Aci, ma non dobbiamo sottovalutare Belpasso, Nicosia e anche Aci Sant'Antonio. Ma parliamo chiaramente anche di Serie D in questa puntata di penalty. Come tutti ben sanno, il campionato è fermo, c'è il torneo di Carnevale a Viareggio, per cui molte squadre giustamente hanno rifiatato. Anzi, a tal proposito vi faccio vedere subito il tabellino delle partite che si svolgeranno proprio domenica. Acragas Real a Casalnuovo, Castrovillari Locri 1909, Città di Sant'Agata LFA Reggio Calabria, FC Trapani San Cataldese, Gioiese 1918 Città di Aciriale, Portici San Luca, Ragusa Calcio Nuovo Igea Virtus, Vibonese Calcio Caricattì, riposeranno Siracusa Calcio e Licata Calcio. Per parlare di Serie D voglio sentire un po' il vostro parere sulle due squadre più importanti di questa stagione. Per fortuna sono due squadre siciliane, parliamo di Trapani e di Siracusa. Direttore Adornetto, allora... Cosa dire? Due squadre fatte per vincere, attrezzatissime per vincere il campionato, con un presidente euforico a Trapani, che un po' tutti vorrebbero avere. Sì, io sto bene con quello che ho. Va bene. Quello mio diciamo in certe situazioni è paragonabile. Addirittura. No, nel senso, per l'euforia, la voglia di fare, perché il nostro presidente, ripeto, la determinazione. Bravo, il nostro presidente è determinato, si fissa un obiettivo, cerca di arrivarci nei migliori dei modi. Quindi ritornando, due belle squadre. Come andrà a finire? Certamente al momento il Trapani ha qualcosina in più. C'è un distacco anche di punti considerevole. Qualcosina in più, questa settimana Siracusa riposa e quindi potrebbe ancora incrementare. Attenzione, perché c'è il Trapani che adesso è volato addirittura in semifinale di Coppa di Serie D, ha battuto l'Andria 2-1 il risultato finale proprio nei minuti conclusivi dell'incontro. A tal proposito vediamo il servizio, le interviste post partita.
Beffa amarissima per la Fidelisandria che saluta la Coppa Italia, lo fa incassando la doppietta di Convitto in pieno recupero. Il Trapani ribalta in extremis l'iniziale vantaggio biancazzurro, vince 2-1 e vola in semifinale, proseguendo la sua marcia inarrestabile. Grosse polemiche per la conduzione arbitrale, furia dei padroni di casa sulla seconda rete dei siciliani, probabilmente viziata da un tocco di mano sul controllo dello stesso attaccante. Primo tempo vibrante, in campo è una battaglia. I siciliani partono forte, al secondo Crimi trova la gran risposta di Baietti. Kragl respinge clamorosamente a lato. 14esimo, a Quadro lascia partire una conclusione tesa e potente, ma l'estremo difensore pugliese è reattivo sul conseguente corner. Gelli tutto solo non riesce ad angolare di testa. Baietti se la ritrova tra le braccia. Al primo affondo la Fidelis fa centro. 17esimo, Cristini sbaglia il disimpegno e concede il break ai biancazzurri. Russo avanza e viene steso sulla mattonella, da cui Strambelli centra direttamente la traversa. Donida deve solo respingere in porta per l'1-0 che sblocca un divertente quarto di finale. Il Trapani non ci sta e risponde al 24esimo. Kragl si accentra, carica il suo mancino terribile che però non sortisce effetto. Al 26esimo i padroni di casa hanno la palla del raddoppio. Antonini salva su Venanzio da 2 passi. Russo sceglie la potenza graziando i Granata. L'ultima emozione del primo tempo giunge al 32esimo. Bova vede Balla che da ottima posizione viene murato sul più bello da Feola. Fidelis avanti all'intervallo. Prima chance della ripresa al 55esimo. Taglio di Samaché sul suggerimento di Acquadro. L'attaccante se la allunga sul fondo. 70esimo, Bollino serve Convitto ma Baietti è attento. 72esimo, si affaccia la Fidelis con la conclusione di Scaringella. 75esimo, Strambelli si accentra, palla alta. 85esimo, i Granata tornano ad affondare. Bollino serve Kragl che punta il primo palo. Miracolo di Baietti con il piede. 6 minuti di recupero, succede di tutto. 91esimo, Bollino fa tutto bene ma la passa al portiere biancazzurro. La Fidelis regge l'urto ma cede al 93esimo. È sempre Bollino a portare palla, cioccolatino per Convitto che fa 1-1 gelando il degli Ulivi. Ma non è finita qui, la squadra di Torrisi non molla e continua ad attaccare. 95esimo, palla dalla destra, trova ancora Convitto che controlla e realizza un gol meraviglioso che porta i suoi in semifinale e fa infuriare i padroni di casa. Fioccano ammonizioni ed espulsioni dalla panchina ma l'esito non cambia. Tanta amarezza per i federiciani, il Trapani resta imbattuto e passa il turno. È stata una bella partita. L'Andria oggi ha, come noi immaginavamo, ha cambiato sistema di gioco, ha lasciato la difesa a 3 per giocare di nuovo a 4. Lo immaginavamo perché una squadra che in estate è stata costruita per una difesa a 4 e quindi col cambio dell'allenatore, che sapevamo che non fosse presente oggi, era normale che magari si poteva tornare a una difesa a 4. Una squadra che ha giocato da classica squadra del girone H, mettendo gamba, intensità, una squadra che ha lottato in ogni pallone, che cercava di vincere tutti i duelli. L'arbitro si è adattato un po' a questo tema, lasciando tanto giocare, e quindi noi sapevamo che probabilmente era una delle squadre più forti da incontrare in questo ultimo scorcio di Coppa, e ad aggiungere questo ad alzare ancora il coefficiente di difficoltà c'era anche il fattore campo, che a prescindere dall'ambiente importante, sportivo ma importante, che spingeva l'Andria, la Fidelis, abbiamo dato un terreno di gioco che ci ha messo in grosse difficoltà, soprattutto sul stare realmente all'impiedi, perché era un terreno molto molle che col passare dei minuti, noi abbiamo in un terreno diverso, ci ha dato più difficoltà. Io devo fare complimenti alla mia squadra perché penso che abbia espresso come ha detto anche il collega prima, lo ringrazio, una buona trame di gioco. Abbiamo fatto una gran bella partita e sotto questo punto di vista sono soddisfatto per 2 motivi: perché lo abbiamo fatto in casa di un avversario forte e perché lo abbiamo fatto per l'ennesima volta cambiando, a differenza di domenica 9/11. Il nostro obiettivo era la qualificazione, l'abbiamo raggiunta. Nel complesso penso più che meritatamente, perché dispiace per il gol preso sulla disattenzione della linea che sulla ribattuta non ha difeso bene la porta, però poi oltre quello, escluso qualche traversone, penso che l'Andria non abbia mai calciato nella nostra porta e noi siamo stati in una maniera importante nella metacampo avversaria, creando tante palle gol. Però ripeto, sono partite dove chi sbaglia meno la spunta. L'episodio bisogna secondo me indirizzarlo perché è fondamentale in queste gare a partita secca, però io ancora una volta sottolineo
l'atteggiamento che ha il Trapani, il DNA della mentalità vincente che ha costruito dalla prima amichevole che perdevamo 1-0 a Valderice, l'abbiamo poi ripresa al 95esimo con una squadra di eccellenza. Da lì pian piano è stato un crescendo. Questa è una squadra che ha, come ho detto più volte, il carattere del nostro generale, del nostro presidente, che non vuole mai mollare. Io mi sto adeguando a questo, ce l'ho già di mio e cerchiamo di trasferirlo ai soldati, di andare sempre in battaglia e cercare fino all'ultimo secondo di non disperare e di essere consapevoli che abbiamo le carte regole per poterle vincere anche l'ultimo secondo. Non è la prima volta che capita e questo penso che dà onore a quello che si sta costruendo e dà verità a quello che fa il Trapani giornalmente. Il risultato finale contro la Fidelisandria. Giacomo, a questo punto la finale si avvicina sempre di più, c'è da battere l'Imolese in semifinale. Fattibile questa cosa? Fattibilissimo, anche se secondo me con il distacco che ha di punti in campionato per me vincerà il Trapani. Abbondantemente? Sì, penso di sì. Però sai, metterci dentro anche una Coppa Italia di Serie D Grande prestigio, è un blasone importante. Una cosa importantissima. Poi ci potrebbe anche essere la Pool Scudetto, insomma, potrebbe essere un anno super vincente per il Trapani. Condivido anche queste parole. Tra l'altro allenato da un allenatore catanese, come tu ben sai. Insomma, abbiamo capito che i nostri due ospiti puntano un po' più sul Trapani, leggermente un gradino più basso il Siracusa. Dico bene, sì, Adornetto? Anche se non c'è niente di scontato. Non c'è nulla ancora di scontato. Non c'è nulla di scontato perché possono essere poi delle partite, un campionato poi che si può svolgere magari in un'altra maniera e magari poi dirà Adornetto ha detto il Trapani, mi ha dato il Siracusa. È vero. Al momento noi stiamo dicendo che il Trapani si trova anche in vantaggio di punti e di una situazione di classifica migliore del Siracusa. E poi c'hanno questo tifo impressionante a Trapani. Giacomo, voi per esempio al riposto forse il tifo dovrebbe essere un po' più vicino alla squadra? C'è anche il Giare, quindi molti preferiscono il Giare. Però qualche persona viene allo stadio. Viene allo stadio, tra l'altro sappiamo benissimo, insomma le tribune non è che siano poi efficienti al massimo. Purtroppo questi sono i grandi problemi del calcio dilettantistico e ce li dobbiamo tenere fino a quando le amministrazioni non decidono di cambiare il corso degli eventi. Vedremo cosa succederà. Quindi abbiamo chiuso anche lo spazio dedicato al campionato di Serie D, partiamo adesso con l'eccellenza e lo facciamo con il girone A. Si è giocata la sesta giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Athletic Club Palermo Geraci 0-0, Castellammare batte Profavara 1-0, Accademia Trapani batte Don Carlo Misilmeri 1-0, Folgore Castelvetrano Casteldaccia 2-0, Fulgatore batte Unitas Sciacca 2-1, Aspra batte Mazzara 1-0, Nis FC batte Mazzara 46 1-0 ed infine Super Giovane Castelbuono batte Oratorio Sancile e San Giorgio 4-1. Sono di nuovo 6 punti di vantaggio della Nis FC contro il Profavara, grazie soprattutto alla vittoria del Castellammare nei confronti della squadra agrigentina. Guardiamo la classifica. Nis FC 58 punti, Profavara 52, con 38 Castellammare, 36 punti Mazzara 46, con 34 Super Giovane Castelbuono, 28 punti Athletic Club Palermo, 27 Unitas Sciacca, 25 Don Carlo Misilmeri, 24 punti Geraci e Folgore Castelvetrano, con 22 Oratorio Sancile e San Giorgio, 20 punti per l'Accademia Trapani, con 18 Casteldaccia, 17 punti Aspra e Fulgatore, chiude la classifica il Mazzara con 16 punti. Un girone A di eccellenza certamente molto interessante, continua in un certo senso la battaglia tra Profavara e Nissa. La Nissa è ritornata ad avere 6 punti ad Ornetto nei confronti del Profavara battuto in un campo difficilissimo come quello di Castellammare. Come andrà a finire questo girone A? Certamente la Nissa si è ripresa bene dalla sconfitta ai casalinga con il Profavara. Profavara forse magari ha avuto un momento che pensava che quella vittoria, beh sai, a 3 punti sì, quella vittoria le avrebbe un po' riaperto. Però come hai detto tu hanno trovato questa partita difficile e i punti adesso si ritrovano di nuovo a 6 e penso che la Nissa lo può perdere solo
la Nissa il È vero, campionato. è vero, è vero. Vedremo come andrà a finire perché appunto il campionato è lunghissimo. Pro Favara però che dentro c'ha dei giocatori importantissimi. Giacomo. Garotta, una grandissima rosa, però come ha detto prima il DS per il Trapani niente è scontato, Niente è quindi hanno perso una partita. Tutto aperto Tutto ancora, aperto. perfetto. Guardiamoci la vittoria della Nissa proprio nei confronti della Mazara 46, vittoria che ha permesso di ritornare a 6 punti di distacco dal Pro Favara. Nel gergo tennistico la gara tra Nissa e Mazara rappresenta per i biancoscudati un ottimo breakpoint. Avanti di 3 punti in classifica, la Nissa beneficia della sconfitta della Pro Favara caduta a Castellammare del Golfo e può operare un allungo sulla diretta concorrente per il titolo. Nessun tappeto rosso sarà steso dal Mazara, quarto in classifica, a cui manca la vittoria dal 10 dicembre quando i canarini sconfissero per 2-1 l'oratorio San Ciro Giorgio. Inizio caldo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, un'espulsione per parte di un dirigente della Nissa e uno del Mazara. Prima occasione ancora per i biancoscudati con Gueye che impegna Kebba a minuto 19, gli ospiti in avanti con la conclusione dal limite che Lezai riesce a respingere, poi l'azione si perde in un nulla di fatto. Minuto 24, Privitera allarga il gioco a sinistra dove c'è Galfano, lo stop, lo sguardo in mezzo, il cross sul secondo palo, arriva Esposito alla deviazione dopo il controllo, pallone sull'esterno della rete. Minuto 32, calcio d'angolo di Privitera, Nissa pericolosissima, il corner proveniente dalla destra e per Gueye colpisce al volo ma non trova lo specchio della porta. Minuto 35, Gueye punta all'uomo, ingresso in area da sinistra, cross deviato, arriva o meglio non arriva il colpo del possibile 1-0 del compagno sul secondo palo. Minuto 39, conclusione dalla distanza di Privitera bloccata dal portiere Kebba. Minuto 43, schema su punizione e conclusione che termina fuori a opera della formazione del Mazara. Fine primo tempo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, ancora reti bianche tra Nissa e Mazara in un match, ricordiamolo, potenzialmente importantissimo per il campionato di biancoscudati. Al 48esimo il Mazara riesce a salvarsi dopo un prolungato batte e ribatte in area, colpisce anche una traversa alla Nissa che al 50esimo trova lo spunto con Esposito che cerca la triangolazione e protesta per un possibile fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara. Prosegue l'azione con Privitera che impegna Kebba. Minuto 55, Galfano stavolta a destra, il pallone all'indietro, Esposito prova a controllarle in area di rigore ma spara fuori. 58esimo, pericolosissimi giallorossi in ripartenza ma l'ultimo passaggio è quello sbagliato e potenzialmente decisivo. 60esimo, anche la Nissa prova a sfondare con un tiro da fuori, viene deviato in calcio d'angolo. Al 65esimo il momento di Semenzin. Minuto 68, rimessa lunga, tiro cross da parte di Esposito che trova una deviazione, non quella decisiva perché sulla linea si salva il Mazara. Minuto 73, Esposito punta l'uomo nell'1 contro 1, va a calciare, il pallone viene sfiorato da Kebba che finisce sul fondo. Ancora un cambio per la Nissa, tocca a Dall'Oro. 78esimo, Mazara che protesta per un possibile intervento in area di rigore che però non viene ravvisato dal direttore di gara. Si può proseguire, tocca a Scaletta e a Tripoli. 87esimo, Semenzin dalla destra mette il pallone in mezzo, allontanato sui piedi di Dall'Oro che la controlla e trova un gol clamoroso. 1-0 della Nissa a 3 dalla fine, pesantissima la marcatura di Dall'Oro che trova un destro praticamente perfetto che si stampa all'incrocio. Nel frattempo entra Rossi, chiude in avanti il Mazara con la punizione che viene scodellata in mezzo senza esito. Finisce la partita di lì a poco al Marco Tomaselli con la Nissa che potrebbe trovare anche il 2-0. Azione personale ubriacante di Gaston Semenzin che però viene chiuso in calcio d'angolo. Festa al Tomaselli, 1-0 della Nissa. Potrebbe essere decisivo questo 11 febbraio nel campionato di eccellenza siciliana nel girone A e a lungo sulla Pro Favara. Sono 14 punti di distacco adesso per quanto riguarda il Pro Favara con la terza in classifica. Tra l'altro la vittoria del Castellammare ha un po' accorciato questo gap, però è anche vero che 14 punti sono quasi impossibili da recuperare. Sì, un po' tanti. Un po' tardi, con il rischio giustamente appunto di non fare i playoff e il Pro Favara eventualmente, se dovesse arrivare seconda, giocarsi direttamente il tutto nei playoff nazionali, che sono un ternallotto perché non è che è facile. Non è facile completamente, devono andare a fare la fase nazionale, è difficile, molto difficile.
vedremo poi soprattutto cosa succederà in qualche altro prossimo scontro diretto. Nel frattempo noi adesso ci vediamo la vittoria dell'Aspra 1-0 nei confronti del Mazzara, vittoria che ha permesso all'Aspra di risollevarsi e far sì che il Mazzara ritornasse fanalino di coda. Aspra, una realtà vicino a Palermo, che soffre un po' forse la presenza di squadre molto più importanti del palermitano. Ma sicuramente, quindi capiamo i sacrifici che faranno per mantenere una società, una squadra in eccellenza. Vi sentite un po' l'Aspra palermitana voi del Real Aci? Ma guarda, noi se andiamo in eccellenza vedremo l'anno prossimo che cosa succederà. Il presidente è pieno di voglia, di volontà, è pronto a partire, però poi nei mesi estivi si saprà meglio. Succede sempre qualcosa, ma spero quest'anno che sia l'annata giusta per fare almeno un campionato di eccellenza, che i sacrifici che ha fatto il presidente li merita. Vittoria fuori casa importantissima per l'Accademia Trapani, che sbanca il campo di Vittoria importantissima fuori casa per quanto riguarda l'Accademia Trapani nei confronti della Don Carlo Misilmeri. 3 punti che sono stati a questo punto ossigeno per l'Accademia Trapani contro una Don Carlo Misilmeri che dall'arrivo di Napoli è riuscita chiaramente a riconquistare posizioni e soprattutto molto fiducia. Quanto incide l'esperienza di un allenatore per ritornare a fare punti importanti e pesanti per la classifica? Certamente qualcosa, quando arriva un nuovo allenatore, cambia, è normale. Questo credo che sia successo anche con la Russo Calcio, perché un allenatore ha il termometro in mano della squadra, non perché chi c'era prima, no, però ci sono delle situazioni che si vengono, a crearsi. E come diceva Fisichella e Giacomo, poi le spese li fa sempre l'allenatore. Voglio spezzare una lama è anche vero nei confronti che degli chi arriva allenatori. porta nuove idee, porta nuove situazioni, i giocatori si caricano in maniera diversa e quindi cambia qualcosa. Guardiamoci il servizio, la vittoria fuori casa proprio dell'Accademia Trapani 1-0 contro la Don Carlo Misilmeri. Se la Noia qualche ora fa ha vinto Sanremo, sicuramente non può avere la meglio tra 2 squadre che cercano l'una di congelare la salvezza e l'altra provare a conquistarla in questo finale di stagione. Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani, 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Palla lanciata ancora per Nolfo, che si presenta in area. Nolfo al contatto, calcio di rigore. Comunque si presenta dal dischetto Secum contro Zummo, fischia l'arbitro. La rincorsa di Secum, Zummo, poi ancora Secum, arriva sulla ribattuta e porta in vantaggio l'Accademia Trapani. Era stato bravo Zummo a sventare il calcio di rigore, il più lesto di tutti, Najib Secum. La rincorsa di Romano, secondo palo, Ricciulli sforbicia verso l'area, Campanella la mette in calcio d'angolo. Pellegrino con questo tiro fiondato respinge Mistretta, palla che rimane lì, ancora Mistretta sul tiro masticato da Federico. C'è la punizione di Romano, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa, la parata di Mistretta e calcio d'angolo, se ne occupa Secum, pallone in mezzo Costantino, poi Secum ancora. Crossa di prima, pallone messo fuori, tempesta col sinistro, palla alta. C'è la punizione per la Don Carlo Misilmeri, Romano, tocco per Pellegrino, tiro deviato, Mistretta la fa sua. Cerniglia cerca luce per il tiro, non la trova, poi gran palla per l'inserimento di Federico che calcia! Il salvataggio, anzi no, la palla direttamente fuori. C'è la punizione, Secum, scodella in mezzo, colpo di testa e c'è il raddoppio firmato da Perricone, ma fuori gioco. C'è la punizione per l'Accademia, fischia l'arbitro, Secum traversa, ma l'ha toccata anche Zummo, quindi calcio d'angolo. Palla per Cerniglia prova a liberarsi, Romano, zona tiro, ci prova Romano, Mistretta respinge Matera, gol ma in fuorigioco. Può salire il capitano dell'Accademia, Cammareri,
arriva praticamente in area, ancora Cammareri, calcia Cammareri, palla alta sopra la traversa senza deviazione. Punizione di Zummo, Seccum di testa e l'arbitro fischia alla fine. L'Accademia Trapani espugna il campo della Don Carlo Misilmeri col punteggio di 1-0. Decisivo il gol su calcio di rigore di Seccum. Il risultato più sorprendente in questo girone A del campionato di eccellenza domenica è stato senz'altro il momento positivo del Castellammare, con il momento non certamente super positivo del Pro Favara, che perdendo questa partita è ritornata a 6 punti di distacco dalla vetta e adesso diventa sempre più difficoltoso. Castellammare che comunque è una rivelazione, perché adesso è terzo in classifica. Giacomo, che ne pensi? Una grandissima rivelazione, come ha detto il DS Donetto fanno sacrifici. Per me è giusto che stanno lì con le partite che hanno vinto. Se ne è parlato poco di questo Castellammare, però poi alla fine terzo in classifica vuol dire che un po' di forza tecnica ce l'ha. Sicuramente per essere terzi in classifica in un campionato di eccellenza, che sia il girone A che il girone B, sono molto difficili. Vuol dire che certamente il Castellammare ha saputo ben ha un'ottima organizzazione. Guardiamoci le interviste post partita. Castellammare che vince contro il Pro Favara 1-0. Quando il vento la fa da padrone così è difficile giocare, però niente da dire ragazzi. Primo tempo sotto vento, prestazione fantastica, aggressivi, con tanta energia, abbiamo avuto pure qualche palla, chiaramente contro una squadra forte. Il secondo tempo siamo entrati bene in campo, abbiamo segnato, poi secondo me l'arbitro è stato un po' leggero su condizionare una partita con un'espulsione così, con 2 falli, uno più veniale dell'altro, mi è sembrato un po' troppo e quindi ci siamo abbassati, abbiamo sofferto, però lo abbiamo saputo fare, abbiamo fatto bene con ordine e a parte diciamo, la palla del 90esimo abbiamo sofferto il giusto, ripeto, contro una squadra che ha 52 punti. Abbiamo fatto una prestazione grandiosa, io non so come ha fatto a tenere tutta la partita dopo aprile che non gioca, credo. Gli va fatto veramente un grande applauso perché è stato vivo, è stato intelligente, è stato attento e non ha sbagliato niente, e farlo dopo 10 mesi non credo che sia facile per nessuno. Proprio è una squadra fortissima e ben allenata, credo che anche loro hanno pagato le condizioni atmosferiche che qua non sono facili, quando c'è questo vento è una squadra che deve vincere il campionato a una certa pressione, poi nervosissi un pochino, però non credo che tolga niente ai meriti della mia squadra. È una vittoria che ci consente di proseguire il nostro percorso, siamo alla 4ª vittoria di fila e sappiamo che è difficilissimo fare i playoff, però noi ce la stiamo giocando e questo voglio dire chiaramente grazie a questa intervista che Castellammare è fatto da persone serie che si impegneranno al massimo contro tutti gli avversari per tutte le partite. Quindi qualcuno che magari ha pretese, qualcuno che magari aspetta una squadra dimessa, voglio dire che si tolgano dalla testa queste eventuali errate convinzioni. Il calcio è bello perché deve essere pulito, il calcio è bello perché deve essere giocato ogni partita, è affascinante perché prendendo gli organici non ci doveva essere partita, però abbiamo vinto e quindi proprio in virtù di questo, di quello che stiamo creando anche in prospettiva futura, noi da qui alla fine onoreremo il campionato al meglio, o con i playoff o senza playoff, perché comunque la dirigenza ci ha dato un nuovo obiettivo che è quello di arrivare in classifica in posizione più alta possibile, perché nella storia del Castellammare Calcio la migliore posizione che è stata raggiunta è quella dell'8° posto. E per la squadra che abbiamo, per l'organico che abbiamo allestito, eccetera, consentitemi di dire che è un piccolo miracolo sportivo. Allora proprio per questo noi ci giocheremo le partite alla morte con tutti, sia quando incontriamo squadre che devono vincere il campionato, sia squadre che si devono salvare. Quindi a buon intenditor poche parole, onoreremo al massimo il campionato e non ci sarà mai una gamba che si tira indietro contro nessuno. Chiudiamo il tabellino per quanto riguarda il girone A del campionato di eccellenza con la vittoria 4-1 della Super Giovane Castelbuono contro l'Oratorio San Cile e San Giorgio. Super Giovane Castelbuono che probabilmente ha un po' smaltito a questo punto la finale persa contro il Paternò. Super Giovane Castelbuono però che ha le basi, credo, per fare una stagione interessantissima, quella che verrà.
Sì, io seguo il Castelbuono per un motivo. Che succede? Benissimo. Che cosa ti lega al Castelbuono? Benissimo. Abbiamo un giocatore del Real Laci, Ah, è il centrale difensivo Tancredi Pennisi. Io lo seguo perché, avendo giocato da noi, un ottimo ragazzo, un ragazzo serio, un ragazzo che ha voluto provare veramente andando fuori, perché prima aveva giocato con noi, poi è stato con la Cicatena, e quindi io quando vado a vedermi i risultati del girone A vado subito. il primo risultato che vai a vedere è quello del Super Giovane Castelbuono. E a volte sono anche felice perché ha fatto 2 o 3 gol, non so, anche qualcosa in più, e sono contento per lui, che c'è anche un po' di Real Laci nella zona del Palermitano. Giusto. Nel girone A. Super Giovane Castelbuono che ha perso la finale di Coppa contro il Paterno Calcio. Giacomo Fisichella, ma perdere una partita di quel genere poi un po' incide, no? Incide tanto, Ettore, incide tantissimo, perché sono tutti sacrifici che facciamo con gli allenamenti, cose, ci prepariamo per questo tipo di partite. Voi ne sapete qualche cosa perché avete perso una partita proprio di Coppa contro il Vittoria. Eh sì, lo sappiamo benissimo cosa si prova. Certo, Secondo me si è persa all'andata comunque la grande possibilità, anche. perché poi recuperare tutti quei gol è difficile. Dell'incontro di ritorno è sempre molto difficile. È la stessa cosa, però perdere una finale dà ancora un'amarezza in più. Certo. Vedremo cosa succederà. Adesso ci fermiamo, abbiamo lo spazio dedicato alla pubblicità, tra poco rientreremo in studio, parleremo ancora di eccellenza con il girone B e poi soprattutto ritorneremo a parlare del campionato di promozione. Abbiamo 2 ospiti che in questo momento sono altissimi in classifica, l'RSC Riposto, ma soprattutto il Real Laci, che dall'alto dei suoi 4 punti di distacco dalla seconda, non dico che vede già l'eccellenza, però No, l'eccellenza si vedrà l'ultima giornata. Non per essere dice, modesto, uno pensa, dice guarda, a questo punto possono essere pochi ma possono essere anche tanti, però dobbiamo sempre noi stare sul chi va là. I ragazzi sono encomiabili veramente perché fanno anche loro dei sacrifici. E quindi noi non dobbiamo abbassare la guardia perché dietro spingono. Le lepri dietro che corrono bene anche loro. È vero. Fermiamoci, c'è la pubblicità, a tra poco. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Rientrati in studio dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty sul canale 15 del Digitale Terrestre ogni mercoledì, come al solito, per parlare di calcio dilettantistico siciliano. Ospiti di questa puntata il direttore generale del Real Aci Enzo Adornetto e anche il bomber di questo girone C del campionato di promozione Giacomo Fisichella. Allora, ritorniamo a parlare ancora di eccellenza. Anche il girone B, devo dire, non scherza, no? Guardiamoci subito i risultati, come al solito anche con la classifica. Anche qui si è giocata la sesta giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Leonfortese batte Messana 1966 1-0, Real Siracusa Belvedere batte Mister Bianco 2011 5-2, Milazzo batte Città di Gela 1-0, Imesi Atletico Catania batte Leonzio 1909 2-1, Modica Calcio batte Mazzarone Calcio 3-1, Enna Calcio batte Nebros 1-0, Paternò Calcio batte Ionica FC 1-0 ed infine Rocca Acquedolcese batte Santa Croce 4-0. C'è ancora il testa a testa tra Enna Calcio e Paternò, che tra l'altro si scontreranno proprio domenica nel big match che si giocherà ad Enna. Guardiamo la classifica. Enna Calcio 53, 52 Paternò Calcio con 39, Modica Calcio 35 punti il Milazzo con 33 Real Siracusa Belvedere, 32 Città di Gela, 31 punti Ionica FC con 26 Nebros e Rocca Acquedolcese, 24 punti Mister Bianco 2011 ed Imesi Atletico Catania, con 23 Mazzarone Calcio e Leonzio 1909, 16 punti Leonfortese e Messana 1966, chiude la classifica il Santa Croce con 12 punti. Sarà lo scontro diretto a decidere la vittoria finale in questo girone B del campionato di eccellenza? È un grande punto interrogativo. Come sarà questo scontro a Enna domenica prossima? Allora, in questo girone c'è molta incertezza. Due squadre ottime, due squadre veramente fatte bene, che stanno dando spettacolo. Sia il Paternò, di cui abbiamo parlato poco fa, ha vinto anche la Coppa, sì, e l'Enna che ha dei giocatori, ma hanno tutte e due le squadre giocatori importanti, importanti veramente, cioè giocatori che in qualsiasi momento della gara... Pronostico. Qua è difficile, qua se la tireranno fino alla fine, secondo me. Quindi anche un pareggio potrebbe accontentare tutti e poi magari e poi se la partite potrebbero giocare in qualche altra partita, magari inceppare, diciamo, il giocattolo in qualche altra gara, e magari lo scontro diretto a volte finisce con un nulla di fatto, perché tutte le due squadre è meglio non perdere e quindi giocarseli poi in futuro nelle altre gare. Sei dello stesso parere, Giacomo? Sì, sarà uno scontro diretto che si giocherà molto a centrocampo, forse nessuno rischierà. Sì, sì, lo condivido anch'io, anche se l'Enna ci prova da un paio d'anni a salire di categoria. Investono tanto. Quindi se dobbiamo fare un pronostico, dico l'Enna. Vedremo come andrà a finire. Certamente questo Paternò ci ha sorpreso perché ha vinto una partita non facile contro la Ionica FC. Guardiamoci il servizio. Vittoria di misura sofferta ma fondamentale per il Paternò nella 21esima giornata di campionato eccellenza girone B contro la Ionica. Al quarto minuto la conclusione di Zago è bloccata in due tempi da Aleio. Al decimo prova a rispondere Maimone con un calcio di punizione. Pontet blocca senza problemi. Al 19esimo pericolosa la Ionica con Baldè che ci prova dal limite d'aria, ma il suo tiro finisce fuori di poco. Appena 5 minuti dopo triangolazione perfetta Grasso-Asero Maimone con la girata di quest'ultimo che però non risulta vincente. La Ionica continua a creare buone occasioni, eccone un'altra al 29esimo, conclusione di Dos Santos da due passi. Aleio compie una grande parata, ma il direttore di gara qualche istante dopo ravvisa posizione di fuorigioco e allora nuovamente Paternò. Asero serve Grasso che riesce a liberare la conclusione dalla distanza, ma Pontet si rifugia in calcio d'angolo. Si viaggia da una parte all'altra, l'ultima occasione del primo tempo è questo piazzato di De Jesus
che però finisce largo. Nella ripresa la Ionica continua ad attaccare, Sangaré sbaglia l'intervento favorendo la conclusione di Dos Santos. Alejo anche in questo caso si fa trovare pronto. È un botta e risposta quello tra Paternò e Ionica. Al nono il colpo di testa di Valenca finisce alto sopra la traversa di pochissimo. Al 13° ancora Ionica, cross di Morello che attraversa tutta l'area di rigore. Bozanga stoppa, ma il suo tentativo finisce alto. 3 minuti dopo Maimone si presenta da questo calcio di punizione, era pronto ad esultare, ma Pontet gli dice di no, effettuando una grande parata. È il minuto 31 quando si verifica l'episodio chiave della partita. Maimone lancia per Micoli che in velocità fa fuori Perez senza commettere fallo. Il numero 9 arriva alla conclusione, parata da Pontet. Sulla respinta dell'estremo difensore della Ionica arriva Maimone che mette al centro per Giannaula. Il suo diventa un assist per Micoli che da 2 passi non sbaglia e fa esplodere di gioia il falcone borsellino. Per il numero 9 si tratta dell'11ª rete in campionato. Nel secondo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara il Paternò sfiorerebbe il gol del raddoppio. Napoli mette al centro per Giannaula che però non controlla bene e non riesce a trovare la porta. Al triplice fischio del direttore di gara inizia la festa del Paternò con i suoi tifosi. 3 punti fondamentali per la squadra di mister Filippo Raciti che nel prossimo turno affronterà la capolista Enna. Prima però incontro di Coppa Italia contro il Bocale. Paternò Calcio che tra l'altro proprio oggi pomeriggio disputerà una partita non facile di Coppa contro la Bocale di Reggio Calabria, poi giocheranno il ritorno mercoledì 21. Giocare tutte queste partite quasi in una settimana e mezzo non è mai facile, no? E poi anche dal punto di vista mentale. Giocarla diciamo 3 giorni prima di uno scontro diretto. Quindi non è un calendario favorevole. Il mister dovrà anche in qualche modo forze mentali, fisiche, deve essere bravo, tutta la società, perché deve capire che può puntare a 2 obiettivi. Chi assisterà a questa partita sarà veramente una partita bella e interessante. Parliamo adesso dell'Enna che vince fuori casa contro la Nebros, ci guardiamo il servizio e poi sentiamo anche il parere da parte dei nostri ospiti. Nella domenica più chiassosa dell'anno regna quasi incontrastato il silenzio all'Enzo Vasi, dove la Nebros rabberciata incassa la 3ª sconfitta consecutiva al cospetto della capolista Enna, cinica e brava a sfruttare una delle poche occasioni all'interno del match. Cronaca scarna con emozioni che latitano e bisogna far scorrere il cronometro fino al minuto 25, quando stessa dalla distanza tenta la 3ª rete consecutiva, ma la mira non è delle migliori. Passano 2 minuti e Batista dalla sinistra crossa per Cocimano, che in posizione defilata non solletica in Ferrera. Minuto 35 e i gialloverdi la sbloccano. Veneroso dalla destra si accentra e calcia a rete. In Ferrera respinge proprio tra i piedi di Ramdis, che scaraventa dentro il sacco, aprendo il match dell'Enzo Vasi. Secondo centro stagionale per il classe 92, bravo a farsi trovare pronto e come un falco bucare la rete dei ragazzi di Perdicucci. Il gol sembra scrollare i padroni di casa che prima del duplice fischio impegnano l'estremo ennese. Minuto 42 e sciotto dalla distanza carica il tiro. Bravo Di Carlo a distendersi e concedergli il corner. Passano 4 minuti e Jaimo dalla destra si accentra e lascia partire un tiro che costringe ancora una volta il guardiapari giallo-verde alla deviazione in corner. Corner che per poco non riequilibra la contesa. Cocimano infatti di testa centra la propria traversa e per poco non beffa il proprio portiere per il più classico degli autogol. La ripresa si apre sempre con Cocimano protagonista ancora in negativo. Veneroso pennella in aria e il numero 10 a porta sguarnita non riesce a raddoppiare incredibilmente. Fase di stasi del match con gara maschia ma senza grandi emozioni fino al 69esimo, quando a metà campo un'entrata di Silipigni su Sessa induce il direttore di gara ad estrarre il rosso. Numero 3 di casa che nell'occasione si infortuna alla spalla ed è costretto ad uscire dal terreno di gioco accompagnato dai sanitari. Prova a sfruttare la superiorità numerica l'Enna e Joao Pedro prova a raddoppiare, ma l'attento in Ferrera gli concede solo il tiro dalla bandierina.
Finale di match che somiglia a quello della prima frazione, con la Nebros che con le residue forze e speranze tenta la via del pari, andandoci vicino al minuto 89 quando Genovese pennella in aria ma sciotto di testa non c'entra lo specchio della porta per pochissimo. Dalla parte opposta tenta il 15° gol Cocimano, ma la sua conclusione al 93° è flebile e velleitaria. Ultima chance per i padroni di casa al 95°. Petrullo lavora un bel pallone, lo scodella in aria, ma Mastro Lembo di testa non lo impatta come dovrebbe, con sfera che si perde alta sulla traversa. Triplice fischio e 11ª vittoria consecutiva per la capolista Enna, con 7° clean sheet annesso. Vittoria esigua ma preziosa per rimanere a +1 sul Paterno secondo e prossimo avversario al Gaeta nella gara che potrebbe dire tantissimo all'interno di questo stuzzicante campionato. Nebros che incassa la 4ª sconfitta interna stagionale e non vince da lontano 7 gennaio contro la Leonfortese. Ufficialmente viene risucchiata nella zona rossa, essendo solo 3 punti sopra la bagarre play-out. Urgerà recuperare gli effettivi e invertire il trend per evitare il peggio. È successo qualcosa di particolare a Modica, l'arrivo di Settineri, ennesimo cambio tecnico per quanto riguarda la squadra della Contea, a dimostrazione che forse qualche piccolo problema quest'anno all'interno delle scelte tecniche c'è stato, perché non si cambiano tanti allenatori. Che dite? Sì, quando c'è un susseguirsi c'è un po' di confusione poi. Di confusione, magari la società era partita con degli obiettivi, con l'allenatore che è iniziato il campionato. C'è la prima Betta, poi è arrivato Strano e adesso è arrivato Settineri. Tutti mister, diciamo, di una certa comprovata esperienza. Però quando le cose non vanno, ripeto, come abbiamo detto poco fa, le scelte poi cadono sugli allenatori, magari si aspettano, non so, qualcosa di importante, magari non arrivano subito i risultati e quindi si cerca adesso il Modica a Settineri. Cercherà. Però i punti di distacco sono 14 tantissimi, come nel girone A, 39 con 52, cioè recuperare tutti questi punti è quasi impossibile. Cioè veramente si chiede a Settineri un miracolo, non so se ci riuscirà. Io me lo auguro, conosco Alessandro, la sua determinazione, però poi alla fine i punti sono tanti. Perché lui arrivare a giocarsi i playoff devono perdere punti il Paternò o l'Enna. È vero. E qui è un po' più difficile. Non perché il Modica non ci possa riuscire. No, assolutamente. Sentiamoci proprio l'intervista post partita con Alessandro Settineri, dopo comunque aver vinto lo scontro contro il Mazzarone. Consapevolezza che i ragazzi mi avevano dato in settimana, una consapevolezza di un inizio di percorso che avevo detto che proveremo a giocare tutte le partite per vincerle. Non è presunzione, ma credo che se vogliamo fare qualche cosa di buono dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché a tratti abbiamo provato a fare quello, hanno provato a fare quello che magari ho chiesto sul piano del palleggio e si è visto. Abbiamo creato anche delle buone occasioni, siamo stati anche molto umili, devo dire che ho visto una squadra dedita al sacrificio e soprattutto collaborativa l'una con l'altra, quindi fra compagni. Questo credo che sia l'inizio di un percorso che non cambia, e l'avevo detto prima, lo dirò anche in futuro. Noi dobbiamo soltanto crescere e avere un'idea comune, solo questo qua. Chiudiamo dunque il girone B per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Anche i nostri ospiti hanno già deciso che sarà lo scontro diretto forse ad incidere sul risultato finale. La guerra per non retrocedere è molto intensa, vedremo cosa succederà. Adesso voltiamo pagina perché ritorniamo di nuovo a parlare del campionato di promozione, ma in modo particolare di questo girone C.
Vittoria importantissima, sarebbe stata utile contro il Belpasso perché avreste messo sotto una diretta concorrente, e forse anche dal punto di vista mentale il distacco ulteriore contro il Nicosia vi avrebbe forse permesso di essere un po' più sereni. Enzo, nulla è perduto però, il pareggio è sempre buono. Il pareggio è sempre buono, ci hanno messi sotto, diciamo, fra virgolette, ma non diciamo in maniera come si può pensare. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo tenuto diciamo, la situazione sempre sotto controllo. Loro ci hanno, diciamo, hanno giocato bene, e quindi è una squadra di giovani che una corre squadra, tantissimo. sì, perché se infatti andiamo a guardare, diciamo, tutta la composizione della squadra, c'erano tutti dei ragazzi, persone che hanno giocato in queste categorie, ma avevano anche ben 5 ragazzi fra 2004 e 2005, quindi un lavoro che la società sta svolgendo per dare la possibilità di poter inserire negli anni futuri anche per la prossima questi stagione, ragazzi, certo. E ritrovarseli già in squadra, e quindi essere già pronti per poter affrontare un campionato anche con questi ragazzi che li ho visti abbastanza Voi siete già pronti volendo per la prossima stagione, perché davanti avete Carbonaro, voglio dire. Sì, abbiamo Carbonaro, diciamo gli attaccanti, come c'è anche Giacomo, abbiamo Neo Carbonaro, l'Ace Sant'Antonio non scherza, c'è gli attaccanti che c'è il Nicosia, non dimentichiamo gli attaccanti argentini, ma non dimentichiamo anche se non sono a livello che c'è, non stanno partecipando al rush finale, gli attaccanti che c'è a San Domenica Vittoria. Prendiamo un Soccullo, prendiamo giocatori che hanno sempre fatto gol, diciamo, soprattutto in queste categorie. Sono sempre loro che fanno parte sempre nella cerchia dei goleadori. Certamente Nino Carbonaro a noi è un fiore all'occhiello, quella ciliegina che Nino, certamente ogni domenica Nino deve lottare con 2 o 3 difensori, però la sua furbizia, la sua... Vi ha aiutato e vi sta aiutando. Sì. E vedremo adesso cosa succederà in qualche altro prossimo scontro diretto. Per esempio, voi qualche scontro diretto che vi aspetta potrebbe decidere anche la posizione, volendo, della griglia playoff. Sì, è vero. Noi le ultime 4 partite incontriamo Real Aci, Nicosia e Aci Sant'Antonio. Nel mezzo Santa Domenica di Vittoria, che non è facile. Da dove potrebbe scaturire la forza per vincere questo girone? No, noi Giacomo, con il cambio del mister, come ha detto prima il DS Donnetto, ci ha dato tanta voglia, ha messo le sue idee in campo, quindi noi daremo il 1000 per 1000. Parliamo di Danilo Gallo, Danilo che Gallo ha sostituito Di Maria. Sì. Daremo il 1000 per 1000 per ottenere la miglior posizione in classifica. Chiudiamo qui dunque la puntata odierna della nostra trasmissione. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che se volete seguire anche il campionato di promozione e il campionato di prima categoria, vi aspetto domani alle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Se volete rivedere questa puntata, così anche quella di giovedì su TVM Palermo, basta sintonizzarvi sulla piattaforma HBB TV di 7 Gold, canale 15, oppure seguire la nostra pagina Facebook Penalty, oppure anche il canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi, alla prossima!